Davanti al depuratore, quasi come in pellegrinaggio, per sensibilizzare, sollecitare interventi e porre all'attenzione di chi amministra una questione che si trascina da molti anni, ma che ancora oggi non giunge ad una definitiva e condivisa soluzione. Gli abitanti del villaggio Mosè, frazione di Agrigento, non ne possono più di continuare a respirare l'aria malsana proveniente dall'impianto. E a lamentarsene è per lo più chi abita in via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo, a 2 passi dall'impianto. La puzza è così pesante che anche se tu stai dentro con le finestre chiuse, la senti. Le zanzare, ci sono zanzare che sembrano elicotteri. Come meglio affrontare la questione depurazione ad Agrigento? A discuterne insieme agli abitanti i componenti dei movimenti civici locali, alcuni dei quali nati sul web, che hanno promosso l'incontro in piazza, i rappresentanti di associazioni dei consumatori ed il consigliere comunale di Agrigento Piero Marchetta del Movimento per l'Autonomia. Ciascuno ha proposto la sua. Il Comune deve fare un piano organico per quello che riguarda la depurazione, se non è il Comune chi per lui o chi per lato idrico, perché c'è anche un certo rimpallo di competenze. Quello che praticamente si deve fare è individuare delle zone dove si vanno a fare questi depuratori, scegliere il tipo di depurazione che bisogna fare, perché naturalmente in base al tipo di depuratore che si sceglie poi praticamente comporta più o meno costi di manutenzione. Vi è un depuratore che smaltisce per 3.000 abitanti e invece oggi a Villaggio Mosè sono residenti 12.000 persone circa. Non soltanto vi è tutta un'espansione edilizia dove praticamente vi sono le nuove abitazioni che secondo un'ordinanza del sindaco non possono più scaricare nella pubblica fogna, tant'è che devono dotarsi di fosse IMOF per avere l'abitabilità. La mia proposta era quella di aggiungere dei moduli, 2 o 3 moduli, per dare ancora un maggior spazio e possibilità appunto di smaltimento in attesa del grande depuratore. Io mi trovo in questa zona anche per portare avanti un discorso diverso, che è quello del depuratore del villaggio Peruzzo. Il depuratore del villaggio Peruzzo non si può fare perché c'è il PAI che lo blocca, perché c'è un problema idrogeologico, cioè se il fiume Straripa invade questo depuratore e quindi andrebbe distrutto. Non si può fare perché ci sono le case vicine a meno di 70 metri, come del resto questo qui. Se le persone già si lamentano di questo depuratore, prima di pensare di fare un altro depuratore, che sistemassero questo, se c'è da chiuderlo e spostarlo, se c'è di aggiungere delle altre vasche per evitare che ci sia questa puzza, cioè è vergognoso. E ancora vanno in televisione per fare campagna politica, il depuratore del villaggio Peruzzo, il depuratore del villaggio Peruzzo, i 40enni, i 50enni, ma qui bisogna stare attenti a quello che si dice. Noi vogliamo soltanto un'opera fatta bene, che serva alla città di Agrigento e che venga fatta in una zona dove non dia e non arrechi disturbo a nessuno. Ma al villaggio Mosè i problemi non sono solo legati al depuratore. Gli abitanti ne lamentano altri che rendono il quartiere invivibile. Potremmo fare un pellegrinaggio in tutto il villaggio Mosè, in tutte le zone in cui ancora non c'è nemmeno asfalto, cioè c'è un piano particolareggiato che è stato approvato 12 anni fa e per il quale ancora il Comune non solo non ha provveduto a fare gli espropri, ma non ha provveduto nemmeno a fare strade, a fare fogne, tutto a carico dei costruttori. Hanno incassato milioni di euro in oneri di urbanizzazione, ancora una lira il Comune in questa zona non l'ha ancora spesa. Per le strade rotte, per la spazzatura, per la mancanza di contenitori, per i topi che ci sono in giro, per la mancanza di scarichi fognari lungo la strada statale, nelle varie traverse, quando piove, qui con la nave si può soltanto camminare. Non esistiamo proprio per il Comune, siamo soltanto buoni per pagare. Le bollette comunque informiamo i nostri amministratori che arrivano regolarmente.